Mi dicevano che sono sfortunata, ma io sono fortunata. Non mi sentivo tutti questi anni vittima, mi sentivo forte, dovevo fare. E lo vedevo come un malato e volevo aiutarlo. Prendeva da me tanto, tutta la mia energia, malato, geloso di me. Mi sono sentita prima stupida, poi usata. Veniva, piangeva, pregava, dimenticavo. C'erano botte che non è che si vedono subito. Mi ha sputato in faccia. Io gli ho dato uno schiaffo. Gli ho detto, ho perso la mia libertà per il mio amore, ma adesso lascio il mio amore per la mia libertà. Ho aperto la porta e sono andata via. E poi sono andata al pronto soccorso. Ho fatto denuncia. I carabinieri mi hanno dato un foglio di un centro antiviolenza. Ho seguito la psicologa. Non avevo soldi io. Mi hanno dato una lista di avvocati. Le cose erano dure dopo dure, ma non volevo deludere i miei figli. Dicevo, Luna, lo so che sei fredda, buia, ma ti ho amato lo stesso. Ho pianto tanto. Non puoi ignorare il male. Devi vivere il male, così guarisci. Ero a Verona. Camminavo, ho detto, ma da dov'è che arriva questa musica? Chiudevo gli occhi e ero come un'aquila che volava sopra i boschi, i mari, i fiumi, i laghi. Ho detto, ma cosa vuoi? Sei libera. Volavo in alto. Volavo. Dicono che la linea che divide il bene dal male sia sottile, talmente sottile da diventare incerta. Amore o controllo, conflitto o violenza, colpa mia o colpa sua. Ci sono violenze che giocano le loro partite su confini invisibili, facili da ritrattare o da spostare appena un po' più in là. Violenze dai confini labili, difficili da nominare e da riconoscere, e a opporsi si ha paura di rimanerne intrappolate. Ma non è così. Una via di uscita esiste. Possiamo risanare e ricalcare la linea tra violenza e non violenza insieme a te. Esiste un'altra linea, fatta di persone specializzate e preparate, pronte ad accogliere, ad ascoltare, ad aiutare. Un canale gratuito per chi non è sicura della propria vita, per i propri figli, di ciò che sta vivendo. Persino per chi non è sicura di non essere sicura. Ascolto telefonico, supporto psicologico, consulenze legali. Perché le storie sono tante e non esiste un'unica strada da percorrere. Così come non esiste un unico profilo della donna vittima di violenza. Quelle donne siamo tutti noi quando, insieme, decidiamo di ridisegnare con un tratto netto e una linea sicura i confini di violenze invalicabili. Sicura, la linea che si cura di te.